bianco mangiare rivisitato in una versione ottima, moderna, più leggera. Allora, prima il latte, poi mettiamo tutta la farina di riso, anche questo è un ottimo ingrediente. La farina di riso ci permetterà di fare un'ottima ricetta. Ok, vedete, iniziamo a unire il tutto, dobbiamo mescolare bene, questo è sicuro. Adesso aggiungiamo la parte dello zucchero che appunto abbiamo deciso di utilizzare un miele ai fiori d'arancio. Mettiamo tutto il kefir, poi andiamo sul tipico, mettiamo la buccia di limone, in questo caso ci basterà, vedete, questa, la mettiamo all'interno della nostra frusta. Bene, così stiamo per mescolare, ci siamo quasi, sicuramente il limone ha fatto il suo lavoro, cioè quello di dare una nota aromatica, così lo togliamo. Anche mettiamo quello che per noi è la vaniglia, perché non abbiamo messo la vaniglia, mettiamo la cannella, facciamo in modo che la cannella possa rimanere nella parte di sotto una volta che poi è pronto, come adesso vedete. Dobbiamo mescolare bene e vedete la composizione perfetta. Così abbiamo questi formini qui e andiamo a riempirle. Una volta fatto c'è il classico, si dà questi colpettini e qui ci ricorda un po' tutte le ricette, si può fare dal risotto per arrivare fino a questo bianco mangiare. Il nostro bianco mangiare è freddo, andiamo a fare il piatto, decoriamo con dell'ottimo pistacchio, mettiamo anche bucce d'arance siciliane, abbiamo una crema al pistacchio che ci servirà per fare una base e poi abbiamo qui anche della frutta. Bene, e adesso è il momento della verità per il nostro bianco mangiare. Allora, intanto l'abbiamo fatto raffreddare per bene, vedete? Da solo quasi quasi esce, non c'è bisogno, ma per sicurezza facciamo un colpo col coltello. Adesso spingiamo un po' e ci siamo, perfetto. Questo è il nostro bianco mangiare, che adesso andiamo a completare con dell'ottima granella di pistacchio. La mettiamo in questa parte del piatto, vedete, così ne darà anche una croccantezza in più. Ne aggiungiamo un po' sopra e a questo punto il piatto è pronto. Bianco mangiare perché? Perché è uno dei piatti più tipici siciliani.